No, ma la battuta è semplice. Questa protesta legittima della a parte la protesta, Selvazzano. noi come studio legale abbiamo affrontato problemi di responsabilità dello Stato e della Regione nei limiti appunto in cui le competenze sono state ripartite nel tempo tra questi due enti, ottenendo la condanna dello Stato, il Ministero della Salute nella specie, per la mancata attuazione di mezzi di controllo, di strumenti di controllo in ordine a trasfusioni che hanno creato dei danni a delle persone, e questa signora probabilmente vive una realtà che merita, se approfondita in sede propria di natura legale, avviare la procedura risarcitoria, sempre che sussistano i presupposti. Ripeto, bisogna vedere i tempi, che non c'è la prescrizione, che non ci siano altre inadempienze che facevano capo al danneggiato, e ottenere il giusto risarcimento, il giusto indennizzo che le è spettante. Quindi alla signora dico di non demordere, di affrontare la questione tecnicamente in modo appropriato, e se ci sono i presupposti otterrà il risarcimento, che sono cose importanti. Quindi ha toccato un tema di grande rilevanza, che poi è quello della sanità, che non è vero che sia una sanità di eccellenza in Veneto, è una sanità piena di problemi, è una sanità che vede la politica protagonista di scelte che evidentemente non sempre vengono fatte mettendo al centro il cittadino e il paziente, e abbiamo visto quanti giravolte. L'ospedale di Padova, per farne una, no? Prima deve avvenire in un certo modo col project financing, quell'altro dice no, bisogna fare il contrario, no? Deve essere allocato in una certa località, no, perché è una zona non idonea, ma allora ristrutturiamo quello vecchio. Braccio di ferro, per modo di dire. Di Padova è il governatore nostro. No, ma poi hanno trovato ragioni di intese tra di loro. Insomma, una situazione per la quale la sanità viene gestita esattamente, non in forza di criteri che guardano all'interesse collettivo prioritariamente, ma che guardano alle opportunità politiche. E qua ce n'è per tutti, mi fermo solo per benevolenza divina. Anche perché ci dobbiamo fermare per la pubblicità. È arrivato un bel messaggio per lei. Ancora? Da parte di una militante di Indipendenza Veneta di Nove, ex leghista, che ho avuto modo di conoscere, ed è una ragazza, me lo fa leggere poi, intelligentissima, anzi glielo leggo subito per evitare che qualcuno possa pensare che il tutto sia frutto della mia fantasia, della mia arbitrarietà. Intanto lo leggo. Dunque, ciao Enzo, sono Stefania Alessi, che bello quando la gente si presenta, ed è una cara amica di Nove, provincia di Vicenza, la patria della ceramica. Intanto, grazie per la presenza del dottor Morosin. Vorrei chiedergli se con l'indipendenza si potrà avere la sovranità della moneta. Grazie, ciao. Ciao Stefania, un caro saluto a tutti gli amici di Nove. Allora andiamo in pubblicità. Dopo rispondiamo. Rispondiamo a Stefania. Certo, con ha piacere. lasciato la Lega per essere un attivista e ci crede nella vostra causa. Si batte come una leonessa, sta ragazza. Pubblicità, grazie.